Allora, rieccoci insieme, abbiamo visitato tanto virtualmente la Villa dei Vescovi, Presidente. Che cos'altro potremo visitare? Allora, tantissime cose, circa 24 naturalmente causa pandemia in tutto il Veneto, tutte le delegazioni apriranno dei beni, soprattutto all'aperto, quindi noi ci auguriamo che il Dio del FAI protegga anche questo fine settimana, perché molte sono le passeggiate, per esempio a Venezia sono 3 interessanti passeggiate per conoscere non solo la città o angoli nascosti della città, ma anche i nomi, cosa vuol dire Naranzaria, cosa vuol dire Baretelli. Quindi i nostri narratori che accompagneranno i visitatori parleranno, non solo illustreranno la bellezza della città, ma anche cosa sta dietro ai nomi, questi nomi che per i foresti certe volte sono incomprensibili, e quindi una bella scoperta e delle belle passeggiate. Anche se sono passeggiate all'aperto, su prenotazione? Sempre su prenotazione, assolutamente su prenotazione, è proprio obbligatorio. E si capisce, per potersi prenotare, quanto dura ciascuna escursione? Sì, c'è scritto visita? tutto, ci sono tutte tutti gli orari di inizio e fine, quindi è tutto molto facile e gli appuntamenti sono molti, penso che tutti potranno essere soddisfatti. Qual è il bene che a lei incuriosirebbe di più, se non fosse lei stessa Presidente del FAI, visitare, o le fa piacere che sia visitabile? Perché poi molti sono di proprietà, cioè alcuni beni sono di proprietà privata, no? C'è una novità quest'anno molto interessante proprio a Padova, grazie alla prefettessa, in prefettura si potrà visitare non solo le sale della prefettura, ma la tavola imbandita con i piatti con lo stemma della Repubblica, quindi verrà preparata una tavola di gran gala con posateria, tovagli, bicchieri e i piatti con lo stemma della Repubblica, che vengono usati nelle grandi occasioni, quando viene il Presidente della Repubblica o qualche personaggio importante, e mi piacerebbe molto vedere come sono queste porcellane, come sono state disegnate, quindi è una cosa molto unica, piuttosto rara, e qui bisogna naturalmente prenotarsi ed è indispensabile perché i numeri sono sempre molto stretti. Ma tutto sommato non sta neanche male la prenotazione, stavo pensando, perché negli anni passati ricordo le corse da una parte all'altra, le file incredibili, alla fine uno riesce a vedere in una giornata 2 beni, perché il resto del tempo lo passa in coda, no? E quindi... Sì, è vero, però nelle file c'erano i narratori che potevano intrattenere il pubblico, parlare del FAI, spiegare che cos'era il FAI, i vantaggi di iscriversi al FAI, c'era più un dialogo tra i volontari del FAI e il pubblico. Adesso c'è questa diciamo assenza di vicinanza e quindi sarà più fredda però c'è sempre l'elemento narrativo. Certo, poi dentro ai beni ci sono i narratori che sono o apprendisti ciceroni o studenti o volontari a seconda dei beni che presenteranno. Chi sono? Come nascono? Che mi è sempre incuriosito questi apprendisti ciceroni. I apprendisti ciceroni sono degli studenti che attraverso dei volontari FAI che si mettono d'accordo con gli insegnanti seguono un percorso che adesso fa parte del percorso scuola-lavoro e per cui vengono accompagnati dagli insegnanti e dai volontari FAI ai beni che verranno aperti nelle giornate di primavera o di autunno, e quindi verranno a conoscenza delle bellezze, delle ricchezze del territorio in cui vivono e che forse non conoscevano assolutamente, oltre ad imparare a parlare davanti al pubblico, che anche questo è molto importante, perché vincono la timidezza, vincono la timidezza, imparano a vestirsi, imparano a sorridere, sono protagonisti, non devono più ascoltare gli insegnanti, ma sono loro ad essere ascoltati, magari dagli insegnanti stessi. È bellissimo questo. Direttore, abbiamo visto la Villa dei Vescovi, che tra l'altro per gli iscritti FAI tornerà ad essere un bene aperto sempre, no? Assolutamente, dal mercoledì alla domenica. Di andare a trascorrere una giornata sotto i portici per andare a leggere il giornale. Guardi, usciamo da un weekend fantastico di bel tempo, dove tanti visitatori in totale sicurezza sono venuti a trovarci. Con la prenotazione obbligatoria è ovviamente tutto molto più semplice, quindi riprendo le parole della Presidente: prenotatevi per le giornate FAI, lo fate dal sito Giornate FAI o sul sito dei nostri beni www.villadeivescovi.it.
www.negoziolivetti.it o il negozio Olivetti, www.negoziolivetti.it, che è un altro bene che il FAI ha in Veneto, in piazza San Marco, Venezia, quindi vi invito a visitare anche quello. Assolutamente, quindi è aperto. L'altra cosa, dopo tecnica, dopo la lasciamo, è il discorso dell'SMS solidale per aiutare a tenere ripristinati, tenere in vita questi beni. Certo, guardate, le giornate FAI di primavera sono uno dei momenti principali nell'anno del FAI, un'importante giornata, 2 weekend e settimana di raccolta fondi, quindi lo potete fare venendoci a visitare. C'è un ingresso a contributo libero di 3 euro, altrimenti l'iscrizione al FAI che potete fare sul sito o in loco, eppure il nostro SMS solidale, quindi 45586, che è attivo dal 6 al 23 maggio ed è un piccolo gesto per dare una mano al FAI a completare la sua mission, che è quella di salvaguardia, di protezione e di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale italiano. Ma per esempio per un ripristino di una villa vescovi o di altri beni, adesso lei ne ha conoscenza, ce ne sono diversi, che tipo di patrimonio è stato necessario? Certo una donazione, certo magari anche un lascito testamentario, però dopo servono anche tanti altri soldi, perché ci serviranno i giardinieri, ci sarà un'opera continua, no? Certamente, guardi, innanzitutto c'è da dire che il FAI vive per il 96% di forze private, quindi le donazioni, la biglietteria, le iscrizioni stesse. L'importante è anche l'ente pubblico, che ovviamente ci dà una mano con i propri contributi. Aprire un bene del FAI ovviamente è una spesa ogni singolo giorno, quindi è importantissimo aiutarci, venire a visitarci, iscriversi, perché sono tanti piccoli elementi che ci aiutano a tenere in vita, a tenere aperto. È una macchina operativa da guerra sostanzialmente. Certo. Castello di Avio. Certo, ho la fortuna di lavorare e di dirigere anche il FAI Castello di Avio, che è alle porte del Trentino, sono 8 km col confine con la regione Veneto. Il castello che vedete appena arrivati in provincia di Trento, sulla sinistra adagiato sul Monte Baldo abbiamo un'uscita autostradale dedicata lì all'Avio, che è sicuramente molto comoda. Come Villa dei Vescovi, come negozio Olivetti, anche il Castello di Avio è aperto dal mercoledì alla domenica e anche sabato e domenica per le giornate FAI. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria, vi aspettano visite guidate in continuità durante l'arco della giornata, percorsi speciali per chi si iscrive, quindi vi portiamo alla scoperta del castello nascosto. C'è un castello nascosto? C'è una parte di castello nascosto che si può visitare soltanto con noi, e solo un piccolo premio per chi decide di iscriversi. Che caratteristiche ha questo castello? Quando risale, quali sono un po' le peculiarità? La prima testimonianza scritta risale al 1053, da lì viene il nome di Castello di Avio, perché viene citato il Castellum Ava da un abate bavarese che aveva trafugato le reliquie di Sant'Anastasia a Verona per portarle in Baviera. Però sicuramente c'era, quando i romani hanno preso Verona, c'era un insediamento. Il maggior sviluppo architettonico del castello è tra il 1200 e il 1350. Che struttura ha, per chi non l'avesse visto? È un baluardo difensivo a controllo del territorio della Bassa Vallagarina. Dalle nostre mura merlate si vede fino a 30 km in linea d'aria, quindi le pale eoliche dell'uscita autostradale di Affi si vedono dalle torri del Castello di Avio. Ha avuto un'importantissima funzione di controllo del territorio, è però anche un piccolo scrigno. Abbiamo cicli di affreschi importantissimi, quello delle Case delle Guardie è a livello provinciale secondo soltanto a quello del Buon Consiglio come ciclo di affreschi, e in cima alla mostratore, al quarto piano, e sarà visitabile, c'è il bacio, quindi la camera di amore, la scema del bacio, un bacio sicuramente che nel 1300, immaginate, ha creato molto stupore, molto scandalo. Ma quindi non era soltanto difensivo, era anche residenziale? Castello di Avio ha avuto un presidio difensivo, un ruolo militare difensivo sicuramente fino al 1250. Poi con l'arrivo di Guglielmo Azzone Castelbarco e Tommasina Gonzaga ha cominciato a prendere piede e ha avuto un ruolo anche di controllo dal punto di vista anche commerciale, dal punto di vista politico, quindi era frequentato dai grandi personaggi politici dell'epoca. È caduto poi in abbandono? Il castello ha avuto una dominazione veneziana fra il 4 e il 500, che hanno fatto alcuni rimaneggiamenti e interventi al castello, dopodiché è passato di ramo in ramo della famiglia, della famiglia Castelbarco, è stato bombardato nel 700, non si è fatto mancare nulla, però non è mai stato espugnato il castello di Avio. Mai espugnato? Quindi merita solo per venire a vedere la posizione e il suo sistema difensivo. E il fatto che abbia resistito tanto tempo, questa non è una cosa di poco conto. Quindi l'invito è di venire a trovarci. I beni del FAI sono aperti, le aperture sul territorio a cura dei nostri volontari per le delegazioni, e tutti i beni FAI sono aperti. Sarà un weekend importante. Un ultimo messaggio, Presidente. Allora, aiutateci a salvare l'Italia, insieme al FAI si può. Donate al numero solidale, iscrivetevi, oppure
quando vi prenotate fate un versamento che mi pare il minimo è da 3 euro in su. Il FAI ha bisogno di questi contributi per continuare a curare, a tutelare in questa maniera stupefacente come fa, perché lo fa in maniera stupefacente, i più di 60 beni che da nord a sud compongono il patrimonio del FAI. Quindi in Italia ci sono 60 beni, però ogni volta con le giornate del FAI se ne possono vedere di diversi, anche di privati che vengono aperti, poi ci sono tanti percorsi interessanti. Certo. Benissimo, io vi ringrazio, buon lavoro a questo punto, perché vi aspettano anche delle giornate particolarmente più intense del solito, del consueto, e a voi cari telespettatori con queste interviste terminiamo la nostra puntata odierna. Buon proseguimento, naturalmente poi le trovate le nostre repliche sul sito internet. Grazie ancora.